2025-2026 con un intervento dedicato a uno dei maestri più importanti del Novecento che sono rappresentati nelle nostre collezioni, e in particolare una delle opere che verrà maggiormente diciamo così messa in valore da questa conferenza è una delle opere più iconiche delle nostre collezioni, ovvero La straniera di Bortolo Sacchi. Bortolo Sacchi è appunto il protagonista di questa relazione di stasera, per la quale abbiamo un relatore di eccezione, il professor Valerio Terraroli. Bortolo Sacchi è una figura non solo importante ma anche assai intrigante, se mi concedete questo aggettivo nella maniera più nobile del termine. Intrigante perché è un artista che ha attraversato in un momento storico che, per quanto breve, è stato ricchissimo di cambiamenti, di stravolgimenti, di eventi anche storici e artistici e politici che hanno influito sul cambiamento del suo stile. Bortolo Sacchi infatti nasce a Venezia alla fine dell'Ottocento, avvia la sua carriera come pittore di paesaggi, di ambito ovviamente veneziano, il paesaggio che aveva davanti ai suoi occhi, prima partendo da uno stile di gusto ancora impressionista, tardo impressionista. Si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Monaco, quindi respira la temperie mitteleuropea della pittura, no? Delle secessioni, e si forma poi anche pienamente sia come pittore ma anche come ceramista. A Venezia resta protagonista e inizia a partecipare, e anche qui la congiuntura dell'oggi è molto interessante perché stiamo per vedere l'avvio della nuova biennale, tra l'altro tanto discussa, no? Con le polemiche che ci sono per il padiglione della Russia in primis ma anche per altri, polemiche che ci sono sempre state nella storia della biennale, questa nobilissima storia di questa istituzione veneziana che è tra le più importanti a livello mondiale come grandi mostre internazionali d'arte. Bortolo Sacchi è uno dei protagonisti della biennale sin dal 1913, espone ripetutamente, prima con il gruppo di Capesaro, al fianco di Gino Rossi, di Guido Cadorin, poi ancora negli anni 20 cambia il suo stile, impronta le sue opere a una dimensione maggiormente venata di una vena fantastica, no? E di atmosfere che potremmo definire metafisiche. E poi entra a pieno titolo nel filone del cosiddetto realismo magico, che è l'altro, diciamo, punto di riferimento di cui sentiremo parlare in questa conferenza, che vede come protagonisti, oltre a Sacchi, anche artisti del calibro di Felice Casorati, di Cagnaccio di San Pietro, di Ubaldo Oppi e così via, Antonio Godonghi. Uno dei capolavori di questo periodo è appunto La nostra straniera, un quadro eccezionale perché diciamo è una raffigurazione estremamente affascinante in quanto estremamente misteriosa, no? Lascia aperto alla nostra interpretazione, alla nostra fantasia tanto spazio. Ed è un'opera che quest'anno, tra l'altro, riceve una particolare attenzione, e la conferenza che abbiamo chiesto al professor Terraroli è un po' in qualche modo di accompagnamento, di affiancamento a quello che sarà l'intervento di restauro che a breve attueremo su questa importante tela delle nostre collezioni. Restauro di cui l'opera aveva grande bisogno e che verrà e sarà reso possibile grazie all'intervento di 2 club service che sono qui presenti stasera, oltre, diciamo, nella figura dei presidenti, anche credo di molti appunto soci, e sono il Lions Club Bassano
Post, il cui presidente è Roberto Poloniato, e il Lions Club Bassano Jacopo da Ponte, la cui presidente è Chiara Padovan. Quindi ai due club e ai due presidenti va il mio più sentito ringraziamento per rendere possibile questo importante intervento di restauro che restituirà all'opera la sua diciamo migliore visibilità e anche per prolungarne, no, la vita in totale sicurezza. Due parole ancora sul nostro relatore. Il professor Valerio Terraroli, che ringrazio sentitamente di aver dato la sua disponibilità per questa conferenza stasera. Dopo essersi formato all'Università di Pavia di Genova, è oggi professore ordinario di Storia della critica d'arte, Museologia e Storia del restauro presso l'Università degli Studi di Verona. Si dedica, insegna discipline legate alla storia della critica d'arte, alla museologia, alla storia delle arti decorative e alla letteratura artistica. Ha insegnato, oltre appunto all'attuale cattedra Verona, anche all'Università di Pavia e di Torino. I principali ambiti del suo lavoro, della sua ricerca, riguardano la cultura artistica tra Settecento e Novecento, con particolare attenzione ovviamente alla pittura, ma anche alle arti decorative, alla storia del gusto, alla scultura e al collezionismo. In particolare ha approfondito le correnti del liberty italiano, dell'Art Nouveau, del Déco, del Novecentismo, Realismo Magico e tutte le correnti del primo Novecento. Ha dedicato importanti studi tra l'altro a figure cruciali della nostra cultura, ad esempio Gabriele D'Annunzio. Infine ha curato numerose mostre e i relativi cataloghi su capitoli importantissimi dell'arte del Novecento, tra cui appunto il realismo magico o artisti come Galileo Chini o ancora correnti come l'Art Déco. Dirige il centro di ricerca Rossana Bossaglia per le arti decorative, la grafica e le arti moderne e contemporanee presso l'Università di Verona. È autore e curatore di numerosi studi e manuali, tra cui l'arte e l'occhio dell'arte, e infine fa parte di numerose istituzioni e comitati scientifici, tra cui la Fondazione Brescia Musei e le stanze del vetro della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Io lascio la parola al nostro relatore e auguro a tutti voi una buona conferenza. Grazie direttrice di questa ricca presentazione e grazie a voi di essere presenti. In realtà quando mi è stato chiesto di parlare appunto partendo e avendo come perno La straniera di Bortolo Sacchi del realismo magico, io avevo pensato in realtà di virare molto sul realismo magico, giusto per presentare anche il senso di quella definizione, i limiti cronologici, diciamo gli sviluppi e la fine di quel percorso. Poi però ho pensato che era credo più affascinante per voi e anche per me raccontarlo, inanellare il percorso di Bortolo Sacchi con quella realtà, evidenziando poi le opere che fanno parte della collezione del museo, quindi centrando proprio sul personaggio. Innanzitutto veniamo alla definizione, realismo magico. Che cosa significa questo termine? Un termine che ha anche un valore chiaramente ossimorico, due termini che si contraddicono mentre vengono pronunciati. Perché se noi diciamo realismo intendiamo riferirci, credo che questo sia un codice comune, a un'arte che racconta, prevede di descrivere, di entrare profondamente in contatto col reale, senza trasformazioni, senza interpretazioni, ciò che nell'arte è impossibile, tutto si interpreta, ma diciamo senza modificazioni evidenti nella forma con cui viene presentata, diciamo un'arte riconoscibile e tranquillamente, come dire, sovrapponibile alle nostre esperienze visive, cioè la realtà. Ammesso che la realtà sia la realtà, ma questo è un problema più complicato. Se noi però aggreghiamo al termine realismo, che ha, come sappiamo, tante diverse declinazioni, parlo solo del momento, diciamo della fase più vicina a noi dell'arte europea, secondo Ottocento, fino ad arrivare appunto alla metà del Novecento e anche oltre, il termine realismo è stato poi declinato in modi diversi. Ma se noi aggreghiamo al termine realismo l'aggettivo magico, noi forziamo inevitabilmente, quindi dobbiamo riflettere proprio su questa combinazione ossimorica, noi forziamo un'interpretazione della realtà.
Perché se io al termine realismo aggiungo appunto un aggettivo che lo contraddice, perché ciò che è magico non è reale, è fantasioso, è onirico, è qualcosa che non appartiene a una realtà contingente, verificabile in qualche modo con i nostri sensi e in quel modo anche, se volete, tranquillizzante, perché non ci crea problemi, vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere. Allora vuol dire che se io uso quella definizione e inserisco in quella definizione una serie di opere, che vuol dire quindi una serie di artisti, tra i quali anche Bortolo Sacchi, per le ragioni che cercherò poi di dipanare nel mio discorso, noi vediamo che questa realtà che viene raccontata, che apparentemente è la realtà che noi ci aspettiamo, nel modo in cui è raccontata, nel modo in cui è descritta, nel modo in cui è costruita, ci comunica qualcosa che non va, qualcosa di inaspettato, qualcosa appunto di misterioso. Magari non sappiamo dire che cos'è, ma ciò che cogliamo è una sorta di sottile inquietudine. Questa è una delle chiavi di volta del realismo magico. Da dove viene questo tipo di scelta? Cioè da dove può nascere questo incantamento? Verrà chiamata anche una pittura incantata per alcuni. Beh, certamente viene da delle esperienze che datano proprio all'inizio del secolo, proprio negli anni in cui Bortolo Sacchi si forma e comincia a lavorare con, diciamo, i colleghi artisti della sua generazione, fra l'altro proprio a Venezia, come ricordava molto correttamente la direttrice, in quella fase di profondi cambiamenti che vedono la Biennale come il palcoscenico inabitabile dei confronti. Pensate cosa voleva dire per un artista veneziano, ma anche un artista veneto, anche un artista italiano, poter accedere a Venezia a quello che succedeva in Europa, per non dire anche in altre parti del mondo. Cioè confrontarsi con le novità, ovviamente non sempre queste novità, come dire, alla luce, diciamo, di ciò che accade nel corso del tempo hanno avuto un esito significativo, ma in ogni caso una fotografia di ciò che accadeva nell'arte europea in quel momento è un'opportunità straordinaria per gli artisti, per i giovani soprattutto, e lo è ancora oggi, al di là delle polemiche su cui è inutile che ci fermiamo naturalmente. Poi se non ci sono le polemiche non ci divertiamo, diciamoci la verità. Le polemiche sono all'ordine del giorno, servono anche per smuovere un po' le acque. Detto questo però, quello che Bortolo Sacchi può vedere nella serie delle biennali che stanno negli anni 10, per non parlare di quelle appena dopo il primo conflitto mondiale, cioè negli anni 20, nelle quali lui stesso Bortolo è protagonista perché porta delle proprie opere per arrivare, pensate, sembra fatto apposta, ma funziona. 1930, l'edizione della Biennale del 30 prevede una grande sala, una monografica sostanzialmente di Bortolo Sacchi, affiancato peraltro da due grandi sculture di quell'anno di Napoleone Martinuzzi, scultore veneziano legato anche a Bortolo Sacchi da amicizia, da, diciamo, contingenti rapporti di relazioni, e grande maestro non solo di scultura ma anche del vetro. Se pensate, sono gli anni in cui Martinuzzi lavorerà per la Venini e poi lavorerà con Vittorio Zecchin aprendo una propria fornace in autonomia. Quindi diciamo che Sacchi è proprio all'interno di una rete di relazioni che lo mettono al centro di una fase importante dell'arte italiana di quegli anni. Il realismo magico però, ripeto, ha degli antefatti, non è che nasce improvvisamente, così come la sua definizione non nasce improvvisamente. È giusto perché l'abbiate sotto gli occhi, in questo dipinto, la data 1928 è anche una data significativa, come cercherò di dimostrare, anche nei confronti di altre declinazioni del realismo magico, perché questa definizione, appunto questa cornice in cui inserirò alcuni degli artisti intorno appunto a Bortolo Sacchi, prevede delle declinazioni anche diverse, non è un modo univoco di comunicare. Tutti questi artisti, nella loro individualità, nella loro assoluta originalità, hanno elementi che
ci permettono di inserirli in quel contesto che chiamiamo realismo magico, ma sempre tenendo conto che non è un dettato e un codice automatico e uguale per tutti, ci mancherebbe altro, non ne staremmo qui a parlare, sarebbe qualcosa di noiosissimo e di ripetuto. In realtà è un sentire che condivide questa generazione, non tutta, e che prende quella strada e che prende quelle forme. La straniera è, se volessimo, come dire, come vorrei appunto utilizzarla, è un capolavoro pittorico in cui, come dire, si concentrano, si aggregano, si mettono in relazione riferimenti diversi della cultura italiana in particolare, se vogliamo anche per certi aspetti europea, dato anche il fatto, come ricordava la direttrice, che Bortolo Sacchi ha avuto un'educazione importante dal punto di vista pittorico non in Italia, ma a Monaco di Baviera. Stiamo parlando di una delle capitali non solo della Mitteleuropa, ma la prima secessione in Europa, che vuol dire moltissimo. E quindi appunto il dipinto ci può servire come diciamo leva per entrare in questa riflessione, perché all'interno la prima cosa che noi possiamo notare, poi ci tornerò perché vorrei seguire un andamento, come dire, grosso modo cronologico, non dico di evoluzione, ma di trasformazione del linguaggio di Sacchi, a fianco di altri per arrivare appunto poi di nuovo alla straniera e alla conclusione del realismo magico. Quello che noi possiamo notare in questa immagine è che ogni elemento di questa immagine costruita, paesaggio, le quinte architettoniche, la figura umana dominante, piccole scenette diciamo di genere, chiamiamole così, piccole scene di vita popolare che si intravedono, bambini, la persona alla finestra, la luce, il silenzio, l'immobilità. E poi chi è la straniera? Perché intitola così questo dipinto? Che cosa può rappresentare questa figura che ci guarda? Non è un'immagine tratta, come dire, da un'istantanea visiva presa per caso per le calli veneziane o per i canali veneziani. Pensate anche al luogo. Il luogo che sceglie Bortolo Sacchi, che è un luogo evidentemente alternativo ad altre declinazioni di temi simili che hanno come sfondo Venezia. È un luogo appartato di Venezia, non è il Canal Grande, non è il grande bacino di San Marco, non sono le calli più note, men che meno è Piazza San Marco, ma è un luogo, come dire, riservato, silenzioso, vicino alla Madonna dell'Orto, nel sestriere di Cannareggio. È un luogo, come dire, lontano dal rumore della folla. E questo silenzio, che è aumentato proprio dalle tonalità dei grigi raffinatissimi, come vedete, degli azzurri, dei colori freddi, servono a concretizzare non tanto un racconto, non tanto a rappresentare, come dire, una persona individuabile, non ci interessa neanche sapere l'identità di questa persona. Quello che ci restituisce è un valore più alto e trasversale, che è il senso della malinconia. È il senso, diciamo, di un mistero che sta dietro la vita reale, che si nasconde tra le pieghe della quotidianità, anche nella quotidianità più umile, perché anche i bambini che vedete nell'angolo, quel bambino che sembra giocare con qualcosa sull'orlo del canale, non compie azioni, è immobile, fermo. Allora ecco che il realismo magico diventa, come dire, suona come un diapason, perché qui Bortolo Sacchi ha proprio sedimentato quelli che sono gli elementi fondativi di quella modalità di approccio alla pittura. Una delle radici del realismo magico è la metafisica decrichiana, naturalmente, mi pare abbastanza evidente. Però il realismo magico, nel suo sviluppo, ed è uno sviluppo breve, abbastanza repentino, che non è e non si associa come una sorta di, come dire, di movimento d'avanguardia. Non sono i futuristi i realistici magici, non lo è neanche Bortolo Sacchi. I futuristi si aggregano o vengono aggregati dalla personalità di Filippo Tommaso Marinetti, come sappiamo.
si basano su un programma teorico, su dei proclami, seguono come una falange armata delle regole, ognuno naturalmente di per sé con le qualità che, come dire, non sto neanche a dire, tra Boccioni, Carrà, Severini, eccetera, eccetera, Balla e così via. Quello che fanno i realistici magici è di non darsi un programma, nessuno li aggrega, nessuno li accorpa, eppure si riconoscono come se si annusassero, come se in qualche modo avessero delle empatie che li mettono insieme, e a un certo punto questo mettersi insieme diventerà, diciamo, conclamato qualche anno prima di una, diciamo, più esplicita presa di posizione, che è appunto la secessione di Capesaro. Guarda il caso, si chiama secessione, che vuol dire, nei termini della nostra lingua, una separazione da qualcosa. Naturalmente la secessione di cui sto parlando è una secessione che arriva lievemente in ritardo rispetto ad altre secessioni che hanno caratterizzato la cultura artistica europea. Nel 1892 il primo fenomeno a cui possiamo dare questo nome è la secessione di Berlino, che però non si dà immediatamente un programma, ma subito arruota quella di Monaco di Baviera, 1895. Bortolo Sacchi è nato da 3 anni, non lo sa naturalmente, ma quando andrà a Monaco a studiare, e non è un caso che vada a Monaco, è lì che troverà gli artisti della secessione. Pensate a Franz von Lembach, Franz von Stuck, a tutta quella linea, diciamo, di artisti che poi si riversano nelle biennali e si riversano sull'Italia. E poi naturalmente la più famosa delle secessioni, che è quella di Vienna 1897. Poi ci sarà la secessione romana a ridosso del 1911, che è come dire, l'occasione in cui sarà festeggiato il cinquantenario del Regno d'Italia, con tutta una serie di fenomeni, tra i quali, non ultimo, una grande mostra dedicata a Klimt nel padiglione austriaco a Roma, e dove appunto Klimt manderà una serie di opere di grande rilievo della sua ultima fase, anche visto il successo che l'anno prima la Biennale di Venezia del 1910 aveva avuto con una grande e importante monografica che gli artisti italiani, cito per tutti Zecchini e Galileo Chini, Wolf Ferrari, lo stesso Bortolo Sacchi, hanno visto e hanno in qualche modo assorbito. Quindi diciamo che la secessione di Capesaro è un fenomeno cronologicamente, diciamo, nella fase di chiusura degli avvenimenti della secessione, ma che rappresenta per l'Italia e per la pittura a Venezia in particolare la nascita di un gruppo di artisti giovani, molto giovani, poco più che ventenni, tra i quali Bortolo Sacchi, appunto, è stato citato Rossi, che è l'altro suo sodale e amico. Come vedremo c'è proprio una relazione stretta fra Gino Rossi e Bortolo Sacchi, Guido Cadorin, che è un altro amico, che è un grande legame per Bortolo a Venezia, e Felice Casorati, che è uno dei campioni del realismo magico, forse è il maestro del realismo magico. Quindi vuol dire che Bortolo Sacchi, come dire, onusto di ciò che aveva acquisito e imparato nei corsi di Ugo Habermann all'Accademia appunto di Monaco di Baviera, e quello che aveva visto a Monaco e ciò che verifica poi a Venezia tra il 10 e il 13, ha fatto tesoro di una serie di elementi del linguaggio pittorico che gli permettono di abbandonare serenamente quella che era la pittura che lui fino a quel momento, giovanissimo, aveva iniziato a fare, che era la pittura, diciamo, che normalmente si esercitava e si metteva in campo per i giovani pittori, e non solo i giovani pittori, cioè una pittura di paesaggio urbano, vedute di Venezia, ma anche vedute di Bassano, del Grappa, a cui era legato perché appunto i nonni erano di questa zona, che lui frequenta moltissimo. E questo tipo di pitture, adesso ve la mostrerò, è una pittura che noi potremmo definire latamente impressionista. Non è una pittura impressionista, intendiamoci. È, diciamo, grosso modo una pittura di tradizione verista con delle formule pittoriche che vengono
da questa idea della pittura di tocco, del bozzetto, di quello che è apparentemente un bozzetto, in realtà è un'opera finita, che vuole restituire degli effetti atmosferici, degli effetti tattili molto evidenti. L'opera di sinistra è un'opera del 1909, quindi diciamo che il nostro pittore, 1908 scusate, è datata a giugno 1908, il nostro pittore è giovanissimo, ha 16 anni, quindi capite che proprio è alle prime armi, ma è alle prime armi anche con chiaramente un talento e delle buone capacità. E a fianco però ho voluto mettere un'opera del 10 che è San Bassano, intitolata e delegata invece alla vostra città. Credo che la riconosciate perché c'è questo monumento che ancora oggi è al suo posto, di Orazio Marinali, che ci mostra quindi un Bortolo Sacchi che si muove tra Venezia e Bassano come farà per tutta la vita, insomma, sostanzialmente, dove però la sua pittura si è un po' in qualche modo, passatemi il termine, raggelata. In che senso? Beh, l'elaborazione che sta facendo, ma non è solo lui, lo sta facendo Casorati per, come dire, per parte sua, lo sta facendo Gino Rossi per parte sua, lo sta facendo Gadorin per parte sua, è quella di, come dire, raffreddare la tavolozza, fermare questo effetto di pulviscolo o di, diciamo, fibrillazione dell'atmosfera che era il retaggio della pittura dell'impressionismo in senso lato, per addivenire invece a delle letture della realtà volutamente più schematiche, che non vuol dire una geometria pura, nessuno parla, diciamo, di una scelta verso la linea dell'astrazione che Bortolo Sacchi assolutamente non avrebbe mai condiviso, ma diciamo di una visione del reale che passa attraverso dei parametri, diciamo, di proporzione e di schematizzazione, dove le parti pittoriche non sono più tocchi di pennello, ma sono come delle campiture quadrate o rettangolari luminosissime, che quindi esaltano sostanzialmente i volumi, dove, come vedete, non c'è un racconto, sono vedute, dove non ci sono le persone, non c'è la vita fibrillante, non gli interessa il bozzettismo, gli interessa uno spazio. E questo ragionamento sullo spazio è quello che in effetti lo affascina. Lo affascina a tal punto che il giovane Sacchi, proprio insieme al suo amico Gino Rossi, che è l'autore del dipinto a sinistra, che è un notissimo dipinto di Gino Rossi, che è La fanciulla in fiore del 1909, e quindi ci rivela, diciamo, questa consuetudine tra i due. Con Gino Rossi lui aveva allacciato proprio una stretta amicizia intorno al 1900, fine del 1909, inizio del 1910, e nel 1915 aveva partecipato alla terza edizione della secessione romana, quindi troviamo di nuovo un altro palcoscenico secessionista. Qui aveva portato una sua opera e qui probabilmente vede una serie di opere che lo influenzano, come capita ai giovani artisti o agli artisti che vanno a vedere con la mente sgombra dal proprio individualismo e si aprono alle novità anche degli altri. E fra l'altro Bortolo Sacchi questo tema dell'individualismo dei pittori lo tratterà a un certo punto, ve lo mostro in che senso. E probabilmente vede delle incisioni che erano esposte appunto alla terza secessione romana di Gauguin. E probabilmente questo ritratto maschile che nella mostra che appunto Mario Guderzo dedicò a Bortolo Sacchi proprio qui al museo nel 2000 con altri colleghi come Nico Stringa e Giuseppina Dal Canton, che ha riletto, diciamo, e ha sistemato in qualche modo tutte le posizioni critiche e anche la bibliografia su Bortolo Sacchi, ipotizzano essere un riferimento per questo ritratto d'uomo che non è propriamente un autoritratto, ma che nella sua schematizzazione, nei suoi volumi così piatti, ha delle evidenti affinità, probabilmente sia anche con quelle incisioni di Gauguin, ma io trovo che sia molto più affine a Gino Rossi, quelle campiture di colore così piatto, così volutamente essenziale, che in qualche modo è sia in Gino Rossi, sia in Bortolo Sacchi, sia negli altri come Guido Cadorin,
di quelli che erano i cosiddetti capesarini, che dal 13 erano appunto il gruppo dei giovani che si erano ribellati alle regole dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, esponevano appunto come un nucleo secessionista, era, diciamo, ciò che era arrivato come eco dalle avanguardie non italiane, dall'avanguardia cubista, dall'avanguardia espressionista. Tenete conto che sono, come dire, degli echi che arrivano sia attraverso le riviste dell'epoca, ormai la fotografia ovviamente permetteva, attraverso i cataloghi delle mostre, ma soprattutto le riviste d'arte che pubblicavano opere esposte in mostre o in altri luoghi, e poi la Biennale di Venezia. Quindi anche qui vedete come sta cambiando velocemente il suo modo di porsi rispetto al dato di realtà. Anche per esempio, non so se notate, ecco, io l'ho allargato, ma non volevo allargarlo così, però vabbè. Vediamo se riesco, ecco qui. Vedete questa schematizzazione a cubo? Il volume di questo bicchiere bianco. Tenete conto che lui a Monaco aveva lavorato anche con la ceramica, cioè modellando la ceramica, e questo naturalmente rientrava nell'ottica, come dire, tipicamente secessionista di un'opera d'arte totale, in cui l'artista lavora anche con materiali, l'artista inteso nel senso del pittore, non strettamente pittorici. Questi schemi sono schemi casoratiani che noi troviamo nel Casorati di quegli anni. La fanciulla sdraiata, io vi propongo una fotografia d'epoca che è del 1908, scusate, del 1909, chiamata Fiori, e fra l'altro lo ritrovate proprio queste composizioni floreali, ovviamente non realistiche, no? Ma macchie di colore. Questa, come dire, modalità di rappresentazione di questa ragazzina, che è presa dal vero naturalmente, in un atteggiamento anche in questo braccio piegato che ricorda certi esempi anche della pittura di Henri Rousseau, il doganiere, che in realtà è un personaggio che in qualche modo passa, non in modo diretto naturalmente, a questi giovani artisti, perché il doganiere aveva presentato, come dire, aveva proposto una pittura con una forte componente naif, con una forte componente primitivista, con degli schemi compositivi che in qualche modo si allontanavano dalla tradizione accademica. E guardate il rapporto con questa immagine. Questo è un capolavoro di Felice Casorati, di un Felice Casorati di origine piemontesi, ma che vive e lavora, era a Verona, insomma, e vive e lavora in questi anni a Venezia. Questo è un'opera del 12, quindi poco prima del momento della secessione di Capesaro, ed è un'opera, come dire, piena di sensi e di significati. Adesso non vorrei annoiarvi ad entrare nella decrittazione di questo dipinto, ma quest'opera è, come dire, l'interfaccia di questa, ossia un'opera che si presenta all'apparenza come una scena di gruppo, come dei ritratti di gruppo in un ambiente naturale molto, come dire, legato a una rappresentazione del vero, dove addirittura i singoli oggetti in primo piano sono assolutamente realistici, il libro aperto, la collanina, il ventaglio, boccetta di profumo, diciamo piccoli oggetti d'affezione di queste 4 signorine. Il titolo del quadro è questo. E la pittura di Casorati qui è una pittura ancora sapida di quei ricordi, diciamo, l'ultimo appunto ondata di quella tradizione di un verismo impressionista che era arrivata fino a lui. Questo quadro però è tutto il contrario di quello che sembra. Non è un quadro vero, è un quadro allegorico. Le 4 figure sono delle allegorie, non sono figure vere. Sembrano vere, ma non lo sono per nulla. E poi è un quadro che pone già delle problematiche dal punto di vista interpretativo. Cosa ci fa quella figurina nuda che sembra una parente stretta di questa di Bortolo, quella ragazzina nuda, acerba, il cui nudo è un nudo proprio di una fanciulla ancora non matura, eppure in una posa
in cui esibisce il suo corpo, ed è una posa che però immediatamente ci può ricordare un modello di riferimento. Pensate alla nuda veritas di Klimt, alla fanciulla nuda, acerba, contemporanea. Non sono nudi classici, non sono statue antiche. Questa è una ragazza vera, contemporanea, che però viene collocata dal pittore in una situazione contraddittoria. Non è nel suo atelier, non fa la modella, non esce da una vasca, da una fonte, non è una ninfa, è qualcosa che appare improvvisamente, nello stesso tempo è vera. Guardate lo specchio che è ai suoi piedi, che riflette, quindi con un gioco di superfici pittoriche diverse, di punti di vista diverse, inclinato riflette le sue gambe, le sue cosce dal retro, come dire, illuminate, le rende vere. Eppure questa figura è un'apparizione, e l'apparizione è la nuda veritas. Le altre che dovrebbero essere le sorelle, le amiche, che sono vestite con abiti contemporanei, hanno atteggiamenti diversi. Una ride, un'altra invece si tiene il volto con le mani. Quella con le mani si chiama Violante, è il colore della malinconia. L'altra Gioconda, è l'allegoria del riso. Allora tutta la composizione, ma si svolge in un giardino? Ma in realtà questo giardino è un giardino strano, perché l'albero che è alle loro spalle in realtà non nasce noi non vediamo la base dell'albero, vediamo la parte mediana e quasi la cima dell'albero. Che cos'è il posto dove stanno? È una pedana sospesa nell'aria? E che cosa sono gli oggetti così veri che abbiamo davanti? Sono tutti oggetti veri, ognuno dei quali è un simbolo del carattere di queste allegorie. Quindi questa idea di comporre un'immagine che par vera, che pare palpabile, che pare riconoscibile, ma che contiene un mistero, anzi più di uno. Questa è la forza che comincia a venire fuori da questi giovani capesarini, di cui Felice Casorati è la punta di diamante, ma che poi seguono, come dire, anche altri, come Bortolo Sacchi. Del resto, vi mostro subito, proprio a quegli anni appartiene, siamo appena dopo la guerra, quindi gli anni 18-19, questo dipinto ha un soggetto molto strano, se ci pensate. Tanto è vero che è un dipinto che si intitola Albero o il ritratto di un albero. Già il ritratto di un albero sembra qualcosa che non funziona. Che cos'è il ritratto di un albero? Del resto, come vedete, non è l'immagine di un albero nella sua completezza, come non lo era il pino alle spalle delle signorine di Casorati. È un frammento di realtà, è un pezzo di realtà, è una parte della realtà. E guardate come i piani, giocati sullo studio delle luci, il verde scuro in primo piano, il verde chiaro in secondo piano, la parete di una casa che non viene descritta realisticamente. Le finestre sono dei buchi neri sostanzialmente, sono tutti schermi di luce che si sovrappongono. Però la corteccia dell'albero è realisticamente resa in modo quasi miniaturistico, è la corteccia di una betulla descritta quasi da miniatore. Quindi c'è anche qui una contraddizione tra un'immagine iperrealistica e un'immagine invece che non lo è per nulla. Del resto, un confronto facile è con un dipinto degli stessi anni di Wolf Ferrari, che è un altro artista di questa generazione che fa sempre parte dei capesarini, il cui tema della betulla, del bosco, degli alberi tagliati, quasi uno scatto fotografico, come capite, perché è come se il pittore avesse voluto prendere un pezzo del reale. Ma è chiaro che l'ispirazione di riferimento è sempre Klimt, è sempre la Secessione viennese in questo caso. E qui si arriva a uno dei suoi pezzi, secondo me, più affascinanti, il ritratto della madre, della signora Sacchi, datato fra il 19 e il 20. Qui Bortolo ormai è, come dire, un pittore affermato, nel senso che non solo aveva già esposto alle biennali, ma qui comincia in modo regolare ad essere presente alla Biennale, e presenta un ritratto della madre molto particolare, che trova affinità
con appunto altri sodali di quell'anno lì, di quei 2 anni lì. Innanzitutto il fatto che il ritratto della madre sia un ritratto di profilo, rigorosamente di profilo, intagliato quasi. Da dove viene questa idea? E guardate anche il fondo che lui ha creato. Ha tolto la madre da qualsiasi contesto domestico, non è dentro il salotto di casa, la cucina di casa, non è seduta sulla poltrona del salotto buono, non ha niente a che fare con la ritrattistica, diciamo ancora in auge, moltissimo richiesta dai committenti ancora in quegli anni, ma persegue invece un'idea di pulizia formale molto evidente e chiara, che ha dei riferimenti illustri, che vuol dire Giovanni Bellini, che vuol dire Vittore Carpaccio, che vuol dire la pittura veneziana della fine della seconda metà del 400, della fine del 400 e dei primi del 500, in quella chiave, come dire, pulita, nel senso di una rigorosa definizione delle forme, dove l'elemento grafico è l'elemento dominante. E lo vedete proprio nella stesura di una pittura che rispetta la linea del profilo materno, i capelli raccolti sulla nuca, persino della struttura del volume del corpo. Gli ho messo vicino, perché a me è evocato subito questo riferimento, e poi vi dirò anche perché ho scelto questa immagine, un'opera di Astolfo de Maria, figlio di Mario de Maria, noto pittore simbolista veneziano. Astolfo fa parte di quei giovani del gruppo dei Capesarini. Astolfo è un amico di Bortolo Sacchi. Condivide con Bortolo e con gli altri una visione di un'arte moderna che non passa attraverso lo stravolgimento dell'immagine, ma passa attraverso un'idea di interpretare la realtà con una forte densità di significato allegorico, di forte valore simbolico, ma resa in una apparente semplicità. In quel caso specifico del dipinto di Astolfo de Maria, in realtà abbiamo un'opera molto raffinata di invenzione, si intitola La Dogaressa, lo si capisce perché indossa il corno ducale, è il ritratto di una donna anziana, non sappiamo se è la madre, se è una persona riconoscibile, vale il discorso che sia appunto di nuovo un'allegoria, è dipinto su pergamena e fra l'altro, non so se si vede bene nell'immagine, quella sorta di tendaggio trasparente che corre sul paesaggio, che lo nasconde e lo rivela nello stesso momento, è tutta costruita con l'oro. Chiaramente Klimt di nuovo ci cade dentro alla perfezione. Questo dipinto, che quindi rimanda proprio al taglio di profilo rigoroso che Bortolo ha usato per sua madre, e guardate anche l'acribia tecnica con la quale sia l'uno sia l'altro descrivono il doppio mento, la pelle cascante, le rughe, in modo da non abbellire in modo, come dire, artificiale l'immagine, ma raccontare il vero, innestando nel vero qualcosa però appunto di misterioso e di allegorico. Questo dipinto si trova oggi al Vittoriale degli Italiani, appunto, visto che si citava Gabriele D'Annunzio, è un'opera che D'Annunzio acquista da Astolfo de Maria, che gli viene offerta da Astolfo, e si trova nella camera da letto del poeta, quella che lui, il poeta, definiva la camera di Leda. È un dipinto che lo affascina, c'è un altro dipinto di De Maria che anche lì è un'allegoria, ma adesso non voglio portarvi per quella strada, ma per dire che il rapporto con D'Annunzio è un rapporto che coinvolge anche Bortolo Sacchi. Perché? Perché nel 1920, che tra il 20 e il 21, che è, come ricorderete, l'anno in cui si conclude l'impresa di Fiume inventata da D'Annunzio in quella situazione di crisi politico-psicologica, sociale dell'Italia uscita dalla guerra, sì vincitrice, ma con migliaia e migliaia di caduti nelle trincee appunto lungo il confine, e che si era conclusa con la pace di Versailles, nella quale l'Italia aveva dovuto rinunciare per una serie di ragioni di carattere di politica appunto europea, di equilibri
generali, e anche per la posizione della Francia molto rigida su questo, aveva rinunciato all'Istria e alle terre abitate appunto dalle comunità italiane, anche quando appunto erano ancora parte dell'impero austro-ungarico. E D'Annunzio avvia questa impresa che ha dei risvolti politici importanti, ma insomma adesso non entriamo neanche in questa questione. Quando col Natale di sangue D'Annunzio deve lasciare Fiume, e vi ricordo che D'Annunzio aveva vissuto a Venezia durante la guerra, cioè aveva preso casa a Venezia proprio per essere il più vicino possibile, ma in un luogo in qualche modo sicuro, diciamo, agli scenari di guerra. Proprio a Venezia lui era stato contattato, era entrato in contatto con questi giovani artisti, Napoleone Martinuzzi in primis, Guido Cadorin, ovviamente Bortolo Sacchi, ovviamente Astolfo De Maria ed altri. Questi giovani scrivono una lettera, in realtà la scrive Guido Cadorin, ma la firmano Bortolo Sacchi, dopo Guido Cadorin, Antonio Marinesi, che è un altro di questo gruppo, Astolfo De Maria, appunto, e Brenno del Giudice, che è un giovane architetto cognato di Guido Cadorin. Questa lettera ad D'Annunzio, che tipo di lettera è? Una sorta di lettera aperta, è una sorta di appello di questo gruppo di giovani artisti che chiede ad D'Annunzio una sorta di protezione per un'arte nuova, che sia l'arte di un'Italia nuova. Sentono che ormai il dato secessionista è superato, stanno cercando un'altra strada, una strada che è quella che il ritratto della madre in qualche modo evidenzia, cioè un rapporto col reale, quindi chiaramente in chiave antifuturista, anticubista, se volete, o anti-avanguardie come venivano dalla Francia, ma dove appunto il ritorno a una pittura e a un disegno non fosse un ritorno alla tradizione, ma si riempisse di elementi valoriali contemporanei, simbolici, allegorici, quello che si vuole. E questo mette Bortolo dentro quel circuito lì. Poi non succederà nulla, diciamo, di effettivo, nel senso che in realtà Cadorin andrà a lavorare al Vittoriale nel 24, Martinuzzi anche manderà delle opere, Bortolo no, ma diciamo che questo appello che questi giovani fanno a quella che era la figura che non a caso da quel momento, cioè dal 21, verrà chiamato il vate o il comandante, li mette in una, come dire, posizione particolare e anche di identificazione col personaggio stesso. 1919, l'anno di cui stiamo parlando, l'anno del ritratto della madre di Bortolo, è un anno, come dire, significativo per il realismo magico. Possiamo dire che se volessimo dargli un anno di nascita a questo realismo magico è proprio il 19, l'anno, diciamo, il primo anno pieno dopo la fine del conflitto. Tutto sembra cambiato. Persino un futurista della prima ora come Carlo Carrà, che aveva firmato il manifesto della pittura futurista di Boccioni nel 10, non è più futurista. È diventato un'altra cosa. Sono passati 9 anni, è vero che c'è un conflitto di mezzo. Ma cosa gli è successo? Beh, gli è successo che, come tutti gli artisti di grandissima qualità e di grande talento, sa guardare intorno a sé e sa capire che le necessità della contemporaneità prevedono linguaggi diversi. Il mondo non è più quello del 1910, dove si inneggiava la guerra come sanità del mondo, dove si cercava un superamento del passatismo dell'arte, soprattutto in Italia, ancora legata ai vecchi schemi delle accademie, ma molte cose sono mutate. Questa è un'opera, un capolavoro su tavola, addirittura la tecnica è la tecnica dei pittori del 3 e del 400, per non dire prima, che Carrari utilizza. Pensate a un futurista che dipinge su tavola, tempera su tavola. Si intitola Le figlie di Lot, è un capolavoro che sta nelle collezioni del Mart. Che cosa vediamo qui? Vediamo una serie di elementi che ci chiariscono qual è la posizione che Carrà porta avanti, che in qualche modo trova poi, come dire, all'interno del suo percorso delle aggregazioni
Casorati, Cagnaccio di San Pietro, Sacchi, Cadorin. Le file di lotta è il titolo che ha dato l'artista. Noi in realtà non sappiamo esattamente che cosa rappresenti quello che vediamo, però una cosa la capiamo. La pittura che noi abbiamo davanti ai nostri occhi è qualcosa che ha guardato a un modello subito identificabile, che è Giotto. Quindi il modello non è più Klimt, non sono più le secessioni, non è più niente, non parliamo del verismo, niente, è Giotto. È Giotto, è Masaccio, è Paolo Uccello, è Piero della Francesca. Cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che gli artisti giovani della generazione degli anni 10 hanno compreso, hanno capito che la spinta esponenziale dell'avanguardia in realtà si era esaurita. Stanno cercando un altro mondo da guardare, un altro mondo da costruire con le loro opere. E a quel punto la storia ritorna ad essere il luogo dove trovarsi. Non è un caso che proprio lo stesso Carlo Carrà, tra il 1915 e il 16, proprio a ridosso della fine nel pieno del conflitto mondiale, lui in realtà era in un ospedale militare, scriva e pubblichi 2 articoli in una rivista futurista, La Voce di Firenze, 2 articoli da storico dell'arte in cui in uno parla di Paolo Uccello e della funzione della prospettiva e nell'altro parla di Giotto, del Giotto degli Scrovegni soprattutto, del Giotto della Cappella di Padova. E guardate cosa succede nel 19. Ritroviamo una schematizzazione del paesaggio alla Giotto, il pavimento in cui si svolge questa azione immobile, in cui nulla si muove e tutto sembra sospeso, non sappiamo cosa sta accadendo. È come un palcoscenico, una serie di tavole da palcoscenico, ma non stupiamoci. Pensate alle muse inquietanti di De Chirico, viene da lì questo pavimento. E come per esempio le figure delle 2 donne che sono come delle sagome ritagliate, il cane immobile, il paesaggio, tutto è così, trasformato, andando a riprendere gli antichi maestri, ma non in modo imitativo, ma come sprone per trovare un modo moderno di fare pittura. È certo che anche Carrà, ma lo sta facendo anche Severini a Parigi, dove si è fermato, anche lui futurista, stanno cercando un modo per declinare le esperienze del cubismo più radicale di Picasso e di Braque in una chiave figurativa. Qui dentro c'è anche l'eredità del cubismo, ma servita attraverso appunto lo schema giottesco. Ed ecco il nostro Bortolo Sacchi, il quale proprio probabilmente alla Biennale del 1920, ammesso che l'autoritratto che è indicato nel catalogo di quella edizione sia questo autoritratto, ma può essere probabile. Questo autoritratto è un autoritratto estremamente significativo. Qui trova degli addentellati con un altro pittore non veneziano che si chiama Usellini, che si muove anche lui nell'ambito del realismo magico. Il suo volto è un volto che appunto viene interpretato dall'artista secondo una riconoscibilità fisionomica, ma schematizzato come una testa di Piero della Francesca, una sfera e un cilindro su cui è appoggiata. E poi naturalmente c'è il gioco ironico. L'artista si autorappresenta come un santo con l'aureola, ma naturalmente questo ritratto fa riferimento agli autoritratti di De Chirico, che in quegli stessi anni erano stati realizzati dall'artista, dove De Chirico si autorappresenta in un modo, come dire, di esaltazione del ruolo del pittore. Per cui Bortolo Sacchi riprende, fra l'altro sul retro del dipinto c'è un'iscrizione in latino che è quella di un famoso autoritratto di De Chirico del 1919 e la vira facendosi addirittura santo, ma sta facendo un gioco ironico, sta, come dire, usando del sarcasmo, con una pittura che vedete è una pittura sapiente, assolutamente modulata sulle formule della pittura del Quattrocento italiano. Così vale per la parte plastica, la testa che avete appunto a sinistra, questa modellata da Bortolo Sacchi,
è un ritratto datato fra il 19 e il 22, ma insomma ha quella schematizzazione che appunto riconosciamo a una pittura che si ispira ai modelli, diciamo, di un'antichità arcaica. È la fase, questo è il momento in cui molti di questi artisti guardano alla scultura etrusca. Pensate allo stesso Arturo Martini, pensate che l'Apollo di Veio, che sarà un'ispirazione per Carrà, per Casorati, è stato scoperto nel 1916. Le fotografie di quella terracotta sono presenti e più volte pubblicate nelle riviste. E ho messo a fianco un autoritratto, invece in vesti borghesi, diciamo, di Bortolo Sacchi, datato appunto al 1920, dove però la cosa che mi premeva di sottolineare è, al di là della veridicità appunto dell'autoritratto e quindi della sua riconoscibilità, guardate lo studio attento delle luci che va a costituire questo volume a sfera della testa, diciamo, l'effetto proprio statuario della testa che Bortolo Sacchi dà di sé, è una tecnica pittorica graffiata, cioè la superficie è stata graffiata dall'artista per creare ancora di più questo effetto di tessitura di luci e di ombre. In quella occasione della Biennale, come vi dicevo, in cui probabilmente è stato esposto l'autoritratto come santo, che è la prima biennale dopo la guerra, 1920, Bortolo Sacchi propone anche un dipinto chiamato Le Ortiche, che è un dipinto stranissimo, direi quasi, come dire, quasi una precognizione, perché non si può parlare ancora di surrealismo, della cultura surrealista. Noi potrei, non l'ho fatto, ma potevo presentarvi una serie di opere di Dalì e anche dello stesso Miró per certi versi, simili a questa, ma erano tutte opere post anni 30. Allora, chiaramente non può essere un dipinto surrealista, ma c'è qualcosa dentro qui che ci fa capire come Sacchi sia così attento a ciò che sta avvenendo nell'Europa appena finita la guerra, e gli arrivano come delle sirene, insomma, dei canti di sirena dalla Germania, anche dalla Francia, proprio come dire che in qualche modo percepisce, c'è anche qui il gusto ironico, perché quella figura maschile che sembra inseguire quella giovane donna lungo una che ricorda le mura di Bassano, è un suo autoritratto deformato, è come una specie di satiro che insegue una ninfa, ma poi c'è un gatto che è il suo gatto che si alza e diventa un mostro. È un gioco, è un'ironia, è appunto un sarcasmo che in Bortolo Sacchi ritorna fortemente in questo dipinto, La voce del vento. La voce del vento, che è appunto datato tra il 20 e il 24, poi entrerà appunto nella Biennale del 24, è questa specie di personificazione della burrasca. Vedete una nave con le vele rotte che sta per affondare, le nuvole appunto che stanno diradando, ma appunto è la fine della tempesta, e il volto stralunato. Bortolo Sacchi amerà molto queste espressioni di maschere, chiamiamole così, di volti con gli occhi dilatati, la bocca aperta, che appunto si riferiscono a delle modelli che vengono proprio dalla cultura francese e dalla cultura tedesca. In particolare nel catalogo del 2000 fu affiancata questa opera, probabilmente, è un'opera di Auguste Rodin che si trova al Metropolitan di New York, che è ovviamente della fine dell'Ottocento e del 98, che è La Tempesta. E poiché le opere di Rodin avevano girato l'Europa ed erano arrivate anche a Venezia, naturalmente, a Cavaliere tra la fine del secolo, dell'Ottocento, e gli anni fino a ridosso della guerra, poi Rodin era morto prima, ma insomma le sue opere giravano, erano conosciute, l'ipotesi che questa scultura abbia influenzato appunto Bortolo Sacchi è credibile ed è molto affine come soluzione. E poi ecco che il gruppo famoso che aveva scritto D'Annunzio qualcosa fa. Cadorin, Astolfo De Maria, appunto Bortolo Sacchi, Barenesi, lavorano in quegli anni nella ridecorazione delle chiese che erano state distrutte durante il conflitto. Chiese di confine, Col San Martino, Vidor, tutti i paesi che avevano subito
distruzioni, saccheggi, bombardamenti da parte degli austriaci, e le cui chiese vengono ricostruite, molte progettate da Breno del Giudice, uno dei firmatari della lettera, con il beneplacito naturalmente e la protezione di D'Annunzio, e il tipo di pittura che eseguono a più mani, quindi come gli antichi frescanti, questo in particolare è il martirio di San Vigilio a Col San Martino, il tipo di disegno, il tipo diciamo di definizione della decorazione pittorica è proprio quella che risente della pittura, diciamo, per esempio di Ferdinand Hodler, lo svizzero che aveva più volte presentato sue opere a Venezia e alla secessione di Vienna, e a questa schematizzazione grafica che veniva da quel mondo lì. 1922, altro anno significativo. Perché vi mostro quest'opera che è stata realizzata a Torino, quindi dice ma cosa c'entra Bortolo Sacchi? Ve lo spiego subito cosa c'entra. Questo è un capolavoro di Felice Casorati. Casorati, che era stato veneziano, che stava a Verona, va in guerra, quando finisce la guerra abbandona Verona e Venezia e decide di tornare nella regione dove era nato, nella città dove era nato, che era Torino, in cui era vissuto il nonno, che era un professore di matematica, eccetera, eccetera. E apre un suo atelier, un proprio studio, dove insegna pittura. Silvana Cenni è da considerarsi, io la considero, ma insomma chi studia questi argomenti la considera, se non è il capolavoro, diciamo, l'apripista del realismo magico, è certamente uno dei capolavori del realismo magico, perché Silvana Cenni, anche in questo caso, ancora di più delle signorine che vi ho mostrato prima, del 12, quindi sono passati la bellezza di 10 anni, ancora questo dipinto è tutto altra cosa rispetto a ciò che sembra e a ciò che ci dice il titolo che ha dato l'artista. Silvana Cenni non esiste, non è una persona. Lui lo intitola Ritratti di Silvana Cenni, ma è una persona inventata. Quella che voi vedete in posa, secondo una posa che rimanda anche qui a modelli della pittura del Quattrocento italiano, la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, la rigida frontalità iconica della Vergine, le mani posizionate sui braccioli. È una sua allieva, con l'abito, cioè con la casacca che usavano gli allievi, anche i pittori, quando lavoravano in studio per non sporcare i vestiti con la pittura, che lui, vedete che ha le calze nere, le scarpe nere, non ha nulla, diciamo, di un ritratto come potrebbe sembrare di celebrazione di qualcuno, e in realtà è uno studio che Casorati fa dei volumi di questa testa. La testa della ragazza è Piero, della Francesca in assoluto. Il paesaggio che vedete alle sue spalle è esattamente quello che si vedeva dalla sua finestra dello studio, che è il complesso dei Cappuccini sulla collina di Torino, sopra il fiume Po, e che lui però trasforma in volumi puliti di questa architettura che rimanda alle architetture di Piero. I volumi in primo piano sono come quelli delle signorine, il rotolo di carta, i dizionari appoggiati. Cos'è che rappresenta questa figura? È la sede sapienze, è la sapienza, è diciamo un'allegoria del sapere, tanto è vero che lei non ci guarda agli occhi chiusi, agli occhi abbassati, le palpebre, scusate, abbassate. Questo dipinto è uno dei dipinti che Casorati porterà a Venezia nel 1924, perché è l'anno in cui gli viene dedicata una sala intera ed è, diciamo, il momento di celebrazione di Casorati come maestro di un'arte nuova, di una certa arte nuova, quella del realismo magico, appunto. Perché nel 24, poi vi dico anche di questo, anche Bortolo Sacchi partecipa alla Biennale, non nella sala di Casorati, nel padiglione, diciamo, legato alle presenze italiane. Non realizza, non propone opere strettamente legate alla Silvana Cenni, ma la Silvana Cenni era per darvi l'esempio di che cos'era il linguaggio casoratiano in quel momento, ma nel 24 a Venezia c'è un'altra presenza che in qualche modo coinvolgerà Bortolo Sacchi. C'è la presenza di un nucleo di artisti che sono i 6 pittori del Novecento, e questo è un nucleo di artisti aggregati, anche in questo caso non sponte propria, ma attraverso le scelte di una
critica d'arte veneziana, che è Margherita Grassini, che aveva sposato l'avvocato Sarfatti a Milano e che è una delle figure più significative della critica d'arte in Italia negli anni 20 e nei primi anni 30, sodale di Benito Mussolini, nonché amante di Benito Mussolini nella fase aurorale della carriera politica di Mussolini e grande sostenitrice del fascismo, finché nel 1928, l'anno della straniera, Mussolini la scarica, usiamo un termine un po' brutale, e la lettera che gli manda è una lettera brutale che oggi è conservata nell'archivio Sarfatti al Mar di Rovereto, in cui Mussolini, dandole del voi, le chiarisce, dice: gentile signora, lei non deve mai più usare il termine Novecento e arte legata alla parola fascismo. È del tipo: decido io chi sono gli artisti che mi vanno bene, non lei. Gli artisti del Novecento sarfattiano erano nati nel 22. Se pensate che lei inaugura una mostra dei 7 pittori del Novecento nella galleria milanese di Lino Pesaro, che era un gallerista di larghe vedute, uno che era pronto a cogliere le novità, ebreo anche lui, come Sarfatti e come Margherita, e poco dopo la marcia su Roma viene inaugurata questa mostra con Benito Mussolini presente, che quindi mette il suo cappello su questi artisti che dovevano rappresentare l'Italia nuova, cioè l'Italia fascista. Poi da questi si toglie Ubaldo Oppi, che è un realistico magico, che avrà una sala a sé nel 24, quindi Casorati, Oppi, il gruppo dei 6, perché ne ha perso uno, ma è chiaro che il 24 è il momento in cui si sancisce, da un lato, il realismo magico come fenomeno ma individuale, in cui gli artisti si riconoscono ma non hanno un teorico che li spiega, e invece il gruppo del Novecento che hanno una teorica tostissima, che li mette in pole position e li porta in tutta Europa a mostrare cos'è l'arte italiana moderna. Qual è la differenza? La differenza sostanziale è che il Novecento italiano, che ha artisti straordinari, dico solo Mario Sironi o Arturo Martini per darvi l'idea, è un'arte che guarda a un classicismo di assoluta rilevanza, di assoluta modernità e contemporaneità, ma che gioca le sue carte sugli elementi monumentali e sui valori che in qualche modo il fascismo stava portando avanti. La famiglia, la patria, la vita agreste, diciamo tutti quei valori in cui il fascismo, almeno inizialmente, come dire, di cui si fa portavoce. Il realismo magico in realtà è una modalità raffinata, intellettuale, non voglio dire intellettualistica, ma siamo lì, di difficile approccio, proprio perché contiene quella misteriosità e quella non definizione di ciò che si sta vedendo che il fascismo non può accettare. Quindi proprio su quest'asse, appunto, Il sogno di Bortolo Sacchi, una delle sue opere, devo dire, più oniriche, più fascinose, più potenti, insomma, che Bortolo Sacchi realizza, è in qualche modo figlio di quelle visioni appunto di sogni come le ortiche che avevamo stato prima, certamente molto più costruita, più raffinata. Vedete che il paesaggio veneziano ha cambiato completamente registro, è uno schema assolutamente diverso dalle opere diciamo, dei suoi inizi, e ciò che sta avvenendo è qualcosa di misterioso e inaspettato in una realtà quotidiana. Se non ci fossero quelle figure, Venezia è Venezia, in un punto di vista quasi da turista, eppure in quel contesto così riconoscibile succede qualcosa di miracoloso, appunto di inaspettato, di imprevedibile. Una figura nuda vola nell'aria, una vecchia alza le mani stupita, come avesse appunto visto un miracolo, delle figure quasi delle maschere guardano in basso, guardano in alto. Tutto è, come dire, costruito in una sorta di sogno ad occhi aperti che non ha un senso narrativo preciso, non racconta niente di preciso, ma proprio la sua bellezza sta in questo e in questa misteriosità. E in quella sala del 24 Casorati presentava quest'opera, cioè Meriggio, che era chiaramente una rivisitazione della pittura del 400. La figura femminile sdraiata è
il Cristo morto di Mantegna che si trova a Brera. Anche qui è qualcosa che non si comprende. Abbiamo due figure femminili nude, chi sono, cosa fanno, perché, dove sono? C'è una figura nuda di spalle, un uomo, una donna che sta facendo, legge, ma non si sa. Chiaramente l'ambiente è un ambiente costruito, è l'atelier di Casorati, e poi però ci sono due oggetti, ricordate le signorine, ricordate i libri di Silvana Cenni, sono il cappello di un prete e le pantofole di un cardinale, di un vescovo, di un religioso. Questa è l'inquietudine. C'è qualcosa che non va qui dentro, c'è qualcosa che è contraddittorio, ma è proprio la contraddizione che è la forza del realismo magico. E Bortolo Sacchi queste cose le vede, in qualche modo le acquisisce, le sente come sue. Altro capolavoro di quell'anno presente nella sala di Casorati, il concerto, cioè un insieme di nudi femminili che sono naturalmente la stessa modella in posizioni diverse. In realtà il concerto è perché c'è una che sta suonando una chitarra, ma in realtà è anche qui una sorta di sistematico studio di una posizione di un corpo femminile non classico in un contesto che è quello appunto dello studio casoratiano. Anche qui è l'allegoria della pittura, come la Silvana Cenni è l'allegoria della sapienza. E Bortolo Sacchi non si tira indietro davanti all'idea di riprendere allegorie del mito. Amore e psiche, appunto, è come dire una sorta di sfida a se stesso nel riprendere una tradizione iconografica che ha una fortuna straordinaria in una però lettura di una pittura sognata, appunto onirica, tutta giocata su questi schemi anche cromatici dei grigi, degli azzurri, dei colori freddi che poi troviamo e troveremo nella Straniera. Vabbè, qui era una facile come dire, raffronto che anche nel catalogo curato appunto da Mario Guderzo nel 2000 veniva proposto correttamente. È questo ritratto della nipotina. In quella particolare posizione il dipinto non è proprio un capolavoro, ma diciamo che funziona bene anche in rapporto a quella nudo femminile tra i fiori di Guido Cadorini qualche anno prima, per spiegare come i due, non sto dicendo che Bortolo copia Cadorin, sto dicendo che il sentire è comune, il modo è comune. In Cadorin è più esplicito il rapporto con la secessione di Klimt, di viennese, ma lo schema è lo stesso. Così come il cieco, che è considerato insieme alla Straniera una delle opere più squisitamente realistico-magiche di Bortolo Sacchi, è di nuovo la Venezia del sogno, ma dove la scena è una scena, se volete, per certi versi anche, come dire, inquietante, in cui c'è questo vecchio che fa da accompagnatore a un giovane, il figlio, il cieco naturalmente è reduce di guerra, ovviamente, e guardate con quale acribia tecnica appunto il Bortolo Sacchi descrive la giacca, le mani del vecchio tutte con le rughe, l'uomo anziano che deve fare da guida a un giovane che non può più vivere la sua vita. E vicino un'opera dello stesso anno di Ubaldo Oppi, Il cieco, al di là dell'affinità del tema. Guardate come il realismo magico può avere esiti diversi. In Oppi la lettura è più gelida, più grafica, più iperrealistica. In Bortolo Sacchi c'è sempre una forte presenza di una pittura di atmosfera, che è una cosa a cui non rinuncerà mai del tutto. E in questo è proprio un realistico magico a sé stante. Così questo vale per questa sorta di allegoria di maschere che è intitolato appunto Improvviso, del 1927-28, sarà esposto appunto nel 28 alla Biennale, dove maschere in qualche modo legate alla commedia dell'arte italiana, le figure un po' ghignanti che vedete qui, sembra di vedere Ensor, e non è detto che Bortolo non abbia visto cose di Ensor alla Biennale del 26, in una Venezia notturna che diventerà una delle sue scelte tematiche a partire da questi anni. E qui ho voluto mettere proprio a confronto un dipinto di Astolfo De Maria, suo amico degli anni 10, che si intitola Baruffa, anche qui con questi elementi disegnati, grafici, fortemente, come dire, definiti, che rimandano proprio a Odeler e alla pittura, diciamo, del Nord Europa.
Una delle immagini forse più poetiche di questa fase, siamo nell'anno eponimo degli anni 20, il 1925, è il Rio con la pioggia, dove non c'è bisogno di mettere scene oniriche di nessun genere. La poesia nasce dal fatto che non solo Bortolo Sacchi alza il limite dell'orizzonte quasi al limite del quadro, rendendo quindi, diciamo, la lettura del paesaggio non in profondità ma tutta in primo piano, tipica dei realistici magici. Ma guardate le bolle d'acqua in primo piano, delle gocce che cadono, il silenzio, diciamo, del Rio dove non c'è nessuno, dove non avviene niente, è reso ancora di più forte da queste gocce che cadono, dove l'elemento della malinconia è quello che fa da sfondo alla straniera. E sono gli anni, appunto, tra il 27 e il 28, quando Bortolo Sacchi elabora questo suo assoluto capolavoro. Anzi, devo dire che io ringrazio a posteriori ancora il museo, perché me l'ha prestato per la prima mostra che ho fatto sul realismo magico al Mar di Rovereto, poi è andato ad Helsinki e poi ad Essen in Germania, e questo quadro aveva destato nei colleghi stranieri uno straordinario interesse proprio per la complessità compositiva e per questa adesione esplicita di Bortolo Sacchi a questo momento magico, appunto, di questo realismo, che nel 28 vede però la sua gloria, che era esplosa tra il 24 e il 26, questo suo momento apicale in cui Oppi, Casorati, Bortolo Sacchi, De Maria si riconoscono in questo linguaggio dove il vero è mistero, è magia, è come dire qualcosa di inespresso ma di potente, perché già alla fine del 28 questo tipo di modalità si esaurisce. Nel 28 succede un'altra cosa, guardate il confronto con Oppi, la giovane sposa, con un fondale ripreso da Antonello da Messina, dalla pittura diciamo della seconda metà del 400, guardate che diversità. La postura della straniera è quella di Oppi o viceversa quella di Oppi è quella della straniera, ma guardate che diversità di dettato. Solo la scelta del tipo di pittura è diverso. Lo smalto di Oppi rende ancora più gelida e più iconica l'immagine rispetto a quello della malinconia che invece riesce a rendere Bortolo Sacchi in questa atmosfera quasi nebbiosa che avvolge la straniera. E ancora di più, di nuovo Cadorin, il canale, questa figura di una giovane prostituta veneziana in cui la quinta è tagliata quasi a metà del quadro tra profondità di una Venezia silente e come dire appunto nebbiosa e la vita tragica del personaggio e ciò che in qualche modo anche la straniera porta con sé. E poi naturalmente questo che è una delle icone del realismo magico italiano, sempre Oppi, ritratto della moglie sullo sfondo di Venezia, ma qui vedete proprio la moglie è Venezia personificata, ha un abito cobalto esattamente come il bacino di San Marco, lei è Venezia, è la preziosità di Venezia, è diciamo la dogaressa. Però questo ci mostra la diversità di Sacchi, perché la straniera è tutto fuorché quello. Non è la nobildonna, non è la regina, non è Venezia personificata. È una donna malinconica che raccoglie in sé un dolore di vivere che non riusciamo a definire, ma lo percepiamo in pieno in un quadro di queste dimensioni, di questa qualità pittorica, e il fatto che venga restaurato lo trovo una cosa assolutamente meravigliosa. Vado in conclusione. 1930, l'apice diciamo della fortuna alle biennali di Bortolo Sacchi, non è che ne avesse bisogno, era già un pittore già molto conosciuto, ma diciamo che nel 30 gli viene dedicata un'intera sala, come vi dicevo prima, affiancata da due sculture di Napoleone e Martinuzzi di quel momento lì. Quello di sinistra è l'uomo del grano, è ispirato alla battaglia del grano di Mussolini, ma diciamo che quello che propone Bortolo Sacchi è un'ulteriore revisione della sua pittura, che a questo punto abbandona il realismo magico in favore del novecentismo della Sarfatti. Lui non prende posizione con la Sarfatti, nella Sarfatti lo aggrega ai novecentisti, ma il sentire che mette in campo Sacchi è quello del novecentismo. Il nudo, per esempio, anche qui l'idea di avvicinarlo a una famosissima opera di Tintoretto che è il ritrovamento del corpo di San Marco,
è, come dire, proposta nel catalogo appunto del 2000, io la riprendo perché ovviamente mi fa molto comodo. C'è chiaramente un'attenzione di Sacchi di riprendere la tradizione della pittura veneziana, ma c'è qualcosa in più secondo me qui, oltre allo schema tintorettiano, e sono questi piedi in controluce. Sembra una cosa da nulla, ma guardate con quale potenza questi piedi in ombra e la luminosità del corpo in scorcio riescono a rendere la forza di questa immagine. In realtà il titolo è Il ponte, è come un giovane mozzo abbandonato sul ponte, ma il nudo è un nudo che diventa un nudo eroico da questo punto di vista, ed è un riferimento ancora, in qualche modo io credo, al Meriggio di Casorati. E poi nel 28 era successa questa cosa. Arriva alla Biennale un giovane pittore di origine veneziana che ha scelto come pseudonimo Cagnaccio di San Pietro, era nato nell'isola di San Pietro, siccome gli attribuivano un carattere, come dire, abbastanza sanguigno, si era preso il nome di Cagnaccio. Cagnaccio aveva ammirato moltissimo Casorati, cioè il Casorati di Meriggio nel 24. Qui propone questo quadro insieme a altri due con nudi femminili assolutamente iperrealistici, e la vicinanza con la Neue Sachlichkeit tedesca qui è assoluta, cioè un fenomeno che si svolge in Germania tra la fine della Prima Guerra Mondiale e gli anni 30, Otto Dix per dire un nome che tutti avrete in mente, e propone questo grande quadro, si intitola Dopo l'orgia, e non lascia intentato nulla. Quello che rappresenta è qualcosa di scioccante, perché voi avete un nudo femminile, era peraltro la sua compagna, la sua modella, posizionate in tre modi diversi, un po' come il concerto di Casorati, dove il nudo però non è edulcorato, è un nudo brutale che mostra la donna come un oggetto usato e buttato, insieme ai bicchieri, alle bottiglie vuote di champagne, alle carte da gioco, sono i vizi, di nuovo un'allegoria più vera del vero, e in più però al centro della scena c'è un polsino di una camicia che qualcuno ha perduto, quel qualcuno che, come il prete di Casorati, è un signore con i guanti bianchi e la bombetta. C'è un gemello, come vedete, adesso non posso farvi vedere l'ingrandimento che poi è stato cancellato, con diciamo con una lettura non invasiva del dipinto si vede benissimo che il gemello ha un fascio littorio. E questo cos'era? Era chiaramente l'interno di un bordello, ovviamente usato dai gerarchi, a fronte del fatto che il fascismo celebrava la famiglia. Margherita Sarfatti, che è nella commissione di scelta, boccia questo quadro, impedisce che venga esibito. Poi in realtà sarà esibito in una galleria privata l'anno dopo a Venezia, ma è un quadro che segna, diciamo, il punto di arrivo, il punto di chiusura del realismo magico, anche nella sua fase più provocatoria, più politica. Cagnaccio era dichiaratamente antifascista, era stato pestato più volte dagli squadristi. A un certo punto si fa rinchiudere lui in un ospedale psichiatrico per evitare di essere massacrato. Ma lui vivrà fino alla seconda guerra mondiale, ma la sua fama si chiude qui. Casorati si richiude nel suo studio. Tutto si sta riducendo. Sacchi invece sceglie questi nudi già più accademici. A fianco vi ho messo un dipinto di Francesco Trombadori, cioè più in ordine al novecentismo italiano. Così come le amiche di Oppi sono riprese dalle amiche di Bortolo Sacchi. Guardate il movimento del braccio, che riprende proprio uno dei capolavori del Novecento, appunto sarfattiano, di Alma Stultus, pittore triestino che espone alla Biennale, questo ritratto madre e figlio, le sorelle. Vedete, le modalità compositive sono quelle del novecentismo, o addirittura un Casorati non più realismo magico, di Scolari, con questi volti trasognati totalmente lontani dal reale, sono come il ragazzo sognante di Bortolo Sacchi. Ormai siamo a ridosso del 30, con questa visione proprio quasi da maschera onirica, che viene ripreso nel coro, dove i mascheroni del ponte veneziano diventano le facce di questi giovani ragazze che stanno cantando. Tutto è ormai finzione, è fittizio. Vado velocemente perché voglio concludere. Il notturno che vi mostro qui è una delle opere, diciamo, di paesaggio veneziano
ormai degli anni pieni del 32, ne farà altri 3, e diciamo la magia del notturno veneziano che lui riesce a dare in questi dipinti ci fa capire di un pittore che ha cambiato di nuovo pelle, ha cambiato modalità, il soggetto è ancora quello, ma vedete come si è trasformato in qualcosa di più struggente, di più melanconico, di ormai lontano anche dal fondale della Straniera, così come la Casa Rossa, che è uno dei pezzi più noti appunto di Bortolo Sacchi, anche in questo suo ricercare quasi una specie di novello Ruskin in visita alle pietre di Venezia, la decadenza della città, gli intonaci che cadono, i mattoni divorati dalla salsedine, le sovrapposizioni degli stili, la storia che è passata, una città vuota, morta. E poi ecco le ultime opere degli anni tra il 32 e il 36. Il nudo in questo paesaggio ha la dimensione monumentale, grandiosa della pittura del Novecento sarfattiano. L'ispirazione dalla Dana e di Correggio mi pare evidente, ma anche questa non è una mia proposta, è una proposta che venne fatta nella mostra del 2000, ma mi sembrava interessante proporla, come anche un confronto con Achille Funi nella sua fase monumentale appunto alla fine degli anni 20. Achille Funi è un novecentista, non è un realista magico. Oppure l'imbarco, dove queste donne che sembrano le donne di Casorati ancora, diciamo così, ma hanno assunto quelle forme di pomone grandiose come le sculture di Meillot che erano state presentate alla Biennale e che ritroviamo per esempio in Marussig, in alto, la Venere di Marussig del 32 che fu esposta alla Biennale, o appunto Carena, Felice Carena, la scuola di nudo, ma vedete che è una pittura lontanissima da Cagnaccio di San Pietro, da Casorati e dalla linea realistico-magica che Sacchi aveva sposato appunto all'inizio degli anni 20. No, vabbè, questo Cagnaccio di San Pietro me lascio perdere. Mettevo a confronto Il contadino di Bortolo Sacchi, che è un'opera appunto del 34-38, con un modo anche che ha una vaga, dei vaghi riferimenti anche alla pittura tedesca di quegli anni lì, di un 8Dix notturno, il blu cobalto usato per il fondo, la rigida frontalità, anche qui la descrizione dettagliata delle pieghe delle mani di questo vecchio contadino, a fronte di quel realismo così insistito e lucido di Cagnaccio di San Pietro, che è appunto quest'opera che si intitola Il Randagio, che è un'opera del 32 esposta alla Biennale e che Hitler volle avere in regalo da Mussolini. Non chiedetemi perché Hitler abbia voluto questa roba, perché è tutto quello che noi non ci aspetteremmo, cioè un ragazzo che chiede l'elemosina con diciamo i segni della fame sul volto, ma è chiaramente quella pittura iperrealistica che Hitler non capiva, ma che gli funzionava, che era la pittura che il regime nazista sostiene in quei pieni anni lì. Pensate quando nel 1937 viene fatta la mostra dell'arte degenerata a Monaco, dove viene messa a confronto l'opera dell'avanguardia, degli espressionisti, degli astrattisti, eccetera, che è arte degenerata, rispetto a una pittura accademica che ha la lucidità di questa pittura. È che la Sapienza di Cagnaccio contiene elementi valoriali che non ha la pittura accademica di età nazista, ma si capisce come uno come Hitler identifichi in un'opera così l'opera da comprare o da farsi regalare, perché è il vero più vero del vero. Peccato che questo vero sia inquietante, non tranquillizzante, come invece quello voleva lui. Chiudo con questa immagine, o quasi chiudo, di Antonio Donghi, che nella triade dei realistico-magici è quello più giovane, è quello che prosegue questa pittura fino agli anni addirittura 40, addirittura appena dopo la Seconda Guerra, ma vi dà l'idea di cosa sia davvero il realismo magico. Cioè l'elemento del mistero qui è portato a, come dire, a una conseguenza assoluta, dove il titolo è Prima della canzone. L'immagine è un'immagine speculare, quasi, cioè le due figure sono la stessa figura, sono due sorelle, due amiche, la madre e la figlia, non sappiamo. La posizione è la medesima, bloccate dentro uno schema che è lo spazio di questa stanza, che non ha
altri elementi per farcela riconoscere, ma c'è qualcosa che ci rende ancora più ambigua l'immagine. Quello che vedete dietro sembra una finestra, è uno specchio che riflette uno spazio esterno che starebbe dove stiamo noi. Dove siamo? Non si sa. Cosa sta avvenendo? Nemmeno. Prima della canzone è il momento in cui una sta per fare la prima nota sulla chitarra, l'altra sta per aprire la bocca per cantare. Quello che fa Donghi è raggelare il momento, cioè l'azione che non parte, non fa, non succede. E tutto questo è il mistero. Il realismo magico è esattamente questo. E per questo, e chiudo con questa immagine, il particolare di lei, della straniera, è proprio questa cosa qui. Lo sguardo, se voi andate a vedere il dipinto delle signorine di Casorati, è lo sguardo di Violante, è lo sguardo malinconico. Eppure lei, con questo strano manto bianco, domina questa scena silenziosa. Non sappiamo cos'è accaduto, non sappiamo cosa accadrà, ma la bellezza della pittura è anche questo, vivere in un mistero. Grazie. Allora, grazie al professor Terraroli. Devo dire una suggestione che mi è venuta così alla mente guardando questa carrellata e questa serie di confronti tra Sacchi e gli altri esponenti del realismo magico. Mi pare, può darsi che mi sbagli, che in Bortolo Sacchi questo imprinting avuto in terra tedesca, a Monaco di Baviera, e poi dopo subito come una sorta di riecheggiamento anche nella Venezia del, diciamo, preguerra mondiale, in cui le biennali erano un palcoscenico in cui la cultura mitteleuropea, la cultura dei pittori secessionisti, soprattutto di area tedesca, si sentiva molto, e austriaca si sentiva molto molto forte. Comunque resti un valore predominante che lo rende distintivo rispetto al realismo magico degli altri, di Cagnaccio, di Casorati. C'è una componente onirica, melanconica, ma anche di diciamo un incontro di straniamento che forse è più trasognato, meno violento, meno netto, meno duro rispetto agli altri realisti magici. E l'ho pensato soprattutto quando ho visto anche all'inizio il ritratto di Betulla, no? Quei quadri lì, e mi è venuto in mente un artista tedesco che tanto importante è stato sia per l'ambito delle secessioni e che per l'ambito per esempio della metafisica di De Chirico e dei pittori che hanno lavorato attorno a lui, che è Arnold Böcklin. No? Una specie di convitato di pietra che però permane, questa sua pittura in qualche modo onirica, trasognata, no? Metafisica se vogliamo, eppur realistica allo stesso tempo, che scaturisce dall'incontro, dal suo arrivo in Italia, dall'incontro con un paesaggio che riecheggia un tempo che è stato e che non era più, ma che lui voleva recuperare, e questa commistione di elemento, no, di riportare il mito alla vita in un paesaggio estremamente realistico, questo indurre l'osservatore in un porsi una domanda: quello che sto vedendo sta accadendo davvero? È vero? Non è vero? È un sogno? È un rimando? È una suggestione. Io chiamerei un attimo Mario Guderzo qui con me a fare le conclusioni, anche perché appunto è l'ultima conferenza del ciclo, e che tra l'altro è a cura proprio di Mario Guderzo, il terzo ciclo ormai che facciamo, di grande successo, una serie di incontri, uno più bello dell'altro, direi. Allora, come sfondo avete percepito che c'è questa volontà di approfondire quello che esiste all'interno di questa struttura. E oggi abbiamo capito che i valori di questo museo si fermano a questo momento. Oltre questo museo ancora non è riuscito a
costruire altri contenuti perché è difficile raggiungere livelli di questo genere. Il percorso che è stato fatto da ottobre ad oggi vi ha fatto scoprire delle cose che approfondiscono in qualche modo il contenuto, e così succederà prossimamente con quello che metteremo in atto, perché al museo c'è ancora Tiepolo, ci sono i Dürer, i Rembrandt, tutte quelle cose che nessuno mai vede, ma ci sono anche dei valori dell'Ottocento che meritano di essere ripresi. Pensate a quegli artisti che in qualche modo fanno il Grand Tour, un Roberto Roberti che nessuno valorizza mai, e che è un pittore che merita attenzione, perché nell'Ottocento, ai tempi di Canova, era un personaggio che assolutamente funzionava, ma anche Antonio Marinoni, ma poi venendo avanti anche Antonio Bianchi, che è un pittore che lavora con la ceramica, ma che il museo conserva moltissimi ritratti. Quindi aiuteremo la direzione nel proseguire in questo senso, ma mi preme anche di dire un'altra cosa, e credo che la direttrice me lo autorizzi. Il prossimo anno, con la collaborazione di questa nuova associazione che è nata, il Circolo della Cultura dei Musei del Territorio, verrà fatto un percorso itinerari d'arte portandovi a scoprire i Bassano, partendo da Lusiana, Enego, Borso, Asolo, Cittadella, Castelfranco e via di seguito. Aiutiamo il museo nel ragionare su queste tradizioni. Sì, allora io a questo punto approfitto appunto anche per annunciare una conferenza che si terrà venerdì prossimo. Già vi avevo parlato la volta scorsa della presentazione del volume canoviano di Paolo Mariuz, sabato 9, no? Il nuovo volume del Comitato nazionale per gli scritti di Antonio Canova. E oggi invece vi annuncio che venerdì prossimo qua in sala Chilesotti alle 17 la nuova associazione di cui parlava Mario Guderzo presenterà la donazione di 4 lettere autografe, 2 di Antonio Canova e 2 di Giambattista Brocchi al museo, e sarà la prima, diciamo, occasione in cui di presentazione pubblica di questa nuova associazione, che appunto poi intende proseguire con tutta una serie di attività anche fuori dal museo, nel territorio, no? Per aiutare a scoprire, a riscoprire anche luoghi e opere molto molto importanti. Quindi il circolo presenta 4 lettere autografe per i musei civici, chiamando 2 relatori, Francesco Mezzalira, che parlerà di Giovan Battista Brocchi nel bicentenario della morte di Giovan Battista Brocchi, mentre dunque sì, non mi ricordo mai il nome di battesimo, Marco Carminati, perdonatemi, presenterà invece un ritratto di Antonio Canova in occasione appunto della donazione di queste 2 lettere. Quindi insomma vi aspettiamo qui in sala Chilesotti per questi 2 appuntamenti, sabato 9 con Canova e venerdì 15 maggio invece con questi 2 relatori d'eccezione e la presentazione dell'attività del Circolo per la Cultura e Musei di Bassano e del territorio. Grazie e buona serata.